La mancata proroga del regime carcerario speciale a centinaia di detenuti è finita al centro dell'indagine sulla trattativa tra Stato e mafia che le scorse settimane la Procura di Palermo ha chiuso. 12 gli indagati, tra i quali l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza, e capi mafia del calibro di Rina e Provenzano. Sotto inchiesta per falsa informazione al PM anche Conso, la cui posizione però è stata stralciata. Secondo i magistrati, una delle richieste fatte da Cosa Nostra allo Stato per far cessare la stagione delle stragi fu proprio l'alleggerimento del regime carcerario speciale. Per i PM quindi il provvedimento di Conso è una delle prove che il patto tra pezzi dell'istituzione e boss ci fu. Per 7 dei 334 mafiosi detenuti a cui non fu rinnovato il 41 bis nell'autunno del 93 su decisione appunto di Conso, la pausa dal carcere duro fu molto breve, in alcuni casi meno di 3 mesi. Il 30 gennaio del 94 poi tornarono al vecchio regime Andrea Di Carlo, indicato dal pentito Salvatore Contorno come componente della cupola mafiosa, Antonino Geraci, detto Nenè, che faceva parte della commissione degli anni 70, Giuseppe Grassonelli, il boss di Porto Empedocle, Luigi Jimmy Miano, capo del clan dei Cursoti catanesi, e Vincenzo Spina, killer reggialese. Pochi mesi dopo toccò a Giuseppe Giuliano del mandamento mafioso di Brancaccio ed altri ancora. All'inizio del 95 poi rientrarono al 41 bis anche Giovanni Ficara, boss dell''Ndrangheta, Salvatore Foria, capo mafia napoletano. Nel 98 toccò a Vito Vitale, boss di Partinico. Solo nel 2006 andò nuovamente al 41 bis Diego Di Trapani, che per lunghi anni ha gestito il mandamento palermitano di Resuttana. Tra il 92 e il 93 fu comunque dimezzato con i provvedimenti di Conso il numero dei detenuti al carcere duro. Da 1041 mafiosi affiliati a Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita, finiti al regime speciale dopo le stragi, il numero si ridusse a 482 l'anno dopo, per poi mantenersi costante negli anni subito successivi. Nel 94 erano 445, nel 95 si sale a 485, mentre nel 96 sono 476. Scende vertiginosamente anche il numero dei mancati rinnovi: 334 nel 93, 9 nel 94, 2 nel 95 e 4 nel 96.